Buonasera da Ariano Polesine, agosto arianese, festa di San Ghitan, come dicono qua ad Ariano, e siamo con la presidente ormai celebratissima Mara Santanato della Proloco. Buonasera Mara, come va? Buonasera Leandro, va bene, ci stiamo muovendo sulla piazza tutte le sere per poter dare vita a delle serate di intrattenimento, di comunità e poter insomma creare dei momenti di aggregazione. Va bene. Questa è una delle fiere più celebrate e anche più seguite di tutto il Basso Polesine. Naturalmente chiuderà il 7 o l'8? Noi chiuderemo, in realtà il nostro patrono è San Gaetano, quindi San Ghitan, e si festeggerà quindi nella serata del 7 di agosto, anche se non sarà l'ultima serata perché concluderemo con un concerto a cura del Caffè Bistrò. Ma la domanda è questa, i fughi, chiamasi i fuochi d'artificio che sono celeberrimi qua ad Ariano, quando sono il 7 o l'8? Sono il 7. Noi la serata del 7 sarà interamente dedicata proprio ai grandi festeggiamenti, come siamo abituati del resto, quindi fuochi d'artificio preceduti dalla tombola di 5.000 euro di montepremi e naturalmente musica con Renzo Biondi. Ecco, adesso siamo a lunedì, quindi fai qualche anticipazione quando cosa sarà per martedì, per mercoledì e poi appunto per giovedì. Beh, intanto questa sera siamo in procinto dell'esibizione di un gruppo che considero effettivamente molto in gamba, i Rocking Movie. Dopodiché domani sera aspetteremo gli Ostetrica Gamberini, quindi appunto la sera di San Ghitan di cui vi ho appena parlato, e successivamente l'ultima serata l'8 di agosto con un concerto appunto tenuto dal Caffè Bistrò. Da quando ti conosco, mi dici, è l'ultimo anno che faccio la presidente della Proloco. Insomma è dal 2017, anche se vi prometto che questo sarà l'ultimo anno. Guarda, lo chiedo ad Andrea che è il mio amico, secondo te Andrea farà questa promessa, la manterrà? Non lo so, sinceramente non lo so, però si merita tutto quello che ha fatto fino adesso, veramente Mara è una grande.